Buonasera a tutti gli ascoltatori di Castello Online. Siamo in località Isammostosu, precisamente strada comunale Isammostosu. Stiamo vivendo dei continui disagi su tutti i versanti, per incominciare dalla strada. Le promesse del comune era che la strada l'avrebbero asfaltata giugno 2023. Siamo ben 20 anni che aspettiamo che il comune provveda ad asfaltare questa importante strada. Isammostosu è diventata una località piena di rifiuti da tutte le parti. Come potete vedere c'è anche la discarica da tutte le parti, canali riempiti di immondezza, come potete vedere anche qui in questo momento, e potete continuare sino all'infinito, perché potrei andare sino in fondo e si vedrebbero tutti i rifiuti. Praticamente stiamo vivendo un disagio dell'acqua dal 2 di gennaio, che hanno tolto a circa 50 famiglie l'acqua di irrigazione del consorzio di bonifica meridionale di Quartuccio. Tengo a precisare che l'acqua viene usata per scopi agricoli e extra-agricoli, con bollette abbastanza salate che le famiglie si tolgono dai loro soldi, dai loro risparmi, per poter essere puntuali e pagare tutte queste cose. È diventata una discarica costante. È impossibile che ci vogliano 10 giorni per riparare una tubazione di un'acqua. Una strada impercorribile, una bretella importante di Isammostosu che praticamente divide via dell'autonomia sarda di Flumini a via Simbirizzi dall'altra parte. Una strada di circa 2 km che dovrebbe essere asfaltata e percorribile anche ai turisti d'estate. Non capisco tutte le promesse del comune perché questa strada non si provveda ad asfaltarla. È diventato un immondezzaio ed è abbastanza invivibile. La strada è praticamente un fiume. D'inverno tanto di quel fango da non poterci camminare, d'estate tanta di quella polvere da essere assaliti dalla polvere. Chiediamo un intervento immediato delle autorità per ripristinare un po' d'ordine su tutto questo versante per quanto riguarda acqua, immondezza e altro.